Amici di Winepix, bentornati. Siamo qua in Marmilla questa settimana, siamo nel territorio di San Luri, all'azienda Suentu, in compagnia del responsabile commerciale, nonché miglior sommelier d'Italia, Andrea Balleri, ed è un grande piacere per me che lui possa raccontarci questa azienda e i suoi vini. Ciao Maria Luisa, grazie per essere intervenuti, di esserci venuti a fare visita nella nostra bellissima tenuta, come potete vedere dalle immagini. E questo è il sogno della famiglia Pilloni, del signor Salvatore, della moglie e dei figli, che nel 2009 hanno voluto fortemente questa realtà vinicola. Hanno piantato queste fantastiche vigne, nel 2011 è nata poi la prima vendemmia. Facciamo in totale 8 referenze, tra cui i vitigni più importanti della zona, di questa meravigliosa zona che è la Marmilla, dove tra l'altro noi siamo l'unica azienda a produrre 2 IGT, l'aromatico, che è un vino bianco a base di Chardonnay, Nasco e Moscato, e il Bovale. I vitigni più rappresentativi sono il Canonau, il Vermettino, il Bovale, il Cagnulari, il Monica. Abbiamo anche il Nasco, che è il vitigno per eccellenza storico della Sardegna. Il nostro sogno anche in futuro è portare questo vento a conquistare il mondo.